Buongiorno e benvenuti a questa edizione del telegiornale dei Telefriuli. Apriamo con la rabbia e lo sgomento che il giorno dopo della morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto in un'azienda di Lauzacco al suo ultimo giorno di tirocinio. La comunità di Castionstistrada è in lutto, un doppio lutto, visto che questo pomeriggio si celebreranno i funerali di un altro ragazzo morto sabato scorso a soli 16 anni. Ci dice tutto Davide Vicedomini. Un doppio lutto in meno di una settimana, 2 giovani vite spezzate è il tragico destino di Federico Codarini e di Lorenzo Parelli, il primo sedicenne morto sabato scorso dopo una caduta in motocross nei pressi del cimitero del proprio paese mentre era insieme ad alcuni amici, il secondo deceduto ieri in un'azienda schiacciato da una putrella di ferro nel suo ultimo giorno di tirocinio. Il tragico destino accomuna entrambi perché entrambi risiedevano a Castondistrada, comune di 3.500 abitanti, e proprio quel destino ha voluto che Lorenzo perdesse la vita 24 ore prima dei funerali di Federico che si svolgeranno oggi alle 15. Funerali ai quali Lorenzo avrebbe espresso ad amici e familiari l'intenzione di partecipare. Invece così non è stato. Poche ore prima di salutare i propri colleghi, nel suo ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, una lastra si è sganciata travolgendolo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo frequentava il corso professionale meccanica al Bearzi, Don Lorenzo Testone, direttore dell'istituto, in una nota esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Lorenzo, ragazzo, dice Testone, che dimostrava di apprezzare il proprio lavoro tanto da sognare un futuro in quell'ambito. Una scia interminabile di sangue, quella degli incidenti sul lavoro in regione, che lascia sgomenti tutti, che fa arrabbiare i sindacati, che deve indurre la politica a cambiare le leggi, che deve far capire a tutti che bisogna cominciare a parlare di prevenzione e sicurezza sul lavoro già a scuola, perché tutto ciò non si ripeta di nuovo. E attraverso una nota la Procura di Udine fa sapere di aver aperto un procedimento per l'ipotesi di omicidio colposo allo Stato a carico del legale rappresentante della Burimec di Lauzacco, tenuto conto della necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile nelle forme garantite dalla legge per arrivare a un'esatta ricostruzione della dinamica dell'infortunio mortale. Ieri, immediatamente dopo il fatto, sono intervenuti presso il luogo dell'infortunio i carabinieri di Cervignano, personale della squadra allievi della compagnia di Udine, Roni, personale del Dipartimento Prevenzione Udine Azienda Sanitaria Friuli Centrale, il medico legale il professor Moreschi, nonché il PM. Sono inoltre in corso approfondimenti di indagine per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità anche a carico di altre figure aziendali. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, verrà disposta l'autopsia sul corpo di Lorenzo Parelli. E la CGIL dice basta a questa scia di sangue, quasi 30 i morti sul lavoro in regione in meno di un anno. Bisogna rivedere la formazione e in particolare i tirocini, dice il segretario regionale William Pizzetta. Sentiamo l'intervista. William Pizzetta, una lunga scia di sangue ancora una volta con morti sul lavoro. Certo, una lunga scia di sangue, quest'ultimo infortunio mortale tra l'altro lascia tutti profondamente addolorati e attoniti perché insomma un giovane di 18 anni è un qualcosa che segna, credo, la coscienza di tutti quanti noi. Avevate stimato, in base anche a dati reali, quanti morti ci sono stati nel 2021? Sì, è stato un anno purtroppo il 2021 con un grande numero nella nostra regione di morti, penso attorno ai 30 infortuni mortali, che è un numero molto alto per la nostra regione. Purtroppo questa ripartenza dopo i periodi di lockdown è una ripartenza che dal punto di vista della sicurezza non ha segnato l'inversione di tendenza, anzi si ha a volte l'impressione quasi che per recuperare il tempo perso insomma, si lavori senza tenere conto ovviamente di quello che sono la tutela della sicurezza, delle condizioni di lavoro. C'è stato invece un aumento fortissimo del precariato che secondo me c'è un legame sul tema della sicurezza. Tirocini forse da rivedere? Beh, noi come CGIL sosteniamo da sempre che l'alternanza scuola-lavoro, così com'è, che dovrebbe rappresentare un percorso solo educativo, di fatto non lo sia e che il modello vada rivisto, perché tante volte sono
forme per lavorare a costi praticamente bassissimi per le aziende, per cui c'è qualcosa assolutamente per noi che va assolutamente rivisto. Cambiamo argomento. Il Friuli Venezia Giulia da lunedì passa in zona arancione assieme ad Abruzzo, Piemonte e Sicilia. Per chi è vaccinato sarà come essere in zona bianca, afferma il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che preme per un nuovo approccio alla pandemia. Fedriga ha parlato anche del futuro presidente della Repubblica. In arancione non cambierà nulla per i vaccinati rispetto alla zona bianca, non rispetto alla zona gialla. Per quanto riguarda il sistema dei colori, è iniziata l'interlocuzione con il governo per un nuovo sistema di conteggio e secondo il governatore ci sono anche pazienti ricoverati non per Covid, ma che appunto vanno a incidere sui numeri. Poi c'è il tema dei tamponi. Dobbiamo affrontarlo con il buon senso, sapendo che gli strumenti per affrontare una pandemia che cambia devono cambiare insieme alla pandemia. Non possiamo pensare di affrontare come facevamo 2 anni fa, perché sarebbe un fallimento. Non sprechiamo forza lavoro sanitaria, che è preziosissima in questo momento, per fare dei tamponi inutili. Andiamo a tutelare i sintomatici, andiamo a dare risposte il più possibile per proteggere gli ospedali, ma non mettiamo sotto stress un sistema per raggiungere degli obiettivi impossibili. Lunedì alle 15 ci sarà la prima chiamata per l'elezione del Presidente della Repubblica. Fedriga non vuole fare i nomi, la trattativa spetta a Matteo Salvini, ha specificato. E soprattutto rispetto di chi anche magari mi piacerebbe, non lo dico perché vorrebbe dire semplicemente mettergli i mirini contro, esatto. Allora giriamo la frittata, il nuovo Presidente del Consiglio? Il nuovo Presidente del Consiglio, se ci sarà un nuovo Presidente del Consiglio, lo scopriremo. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il nuovo DPCM che contiene tra l'altro l'elenco dei negozi dove si potrà entrare senza Green Pass. Dal governo in arrivo anche nuovi fondi per ridurre il costo della bolletta. Nessuna norma confusa che possa dare adito a interpretazioni. Il nuovo DPCM del governo guidato da Mario Draghi è finalmente arrivato. Dal 1 febbraio si potrà accedere senza Green Pass ai negozi di beni alimentari, quindi supermercati o botteghe come macellerie, e nelle realtà sanitarie come farmacie e parafarmacie. Non servirà neanche per accedere alle questure e nelle caserme per presentare ad esempio una denuncia. Servirà invece per andare in banca o alla posta, anche per ritirare la pensione. Chi non ha effettuato la vaccinazione o il tampone avrà sempre la possibilità di comprare articoli igienico-sanitari oppure il carburante per l'auto o il riscaldamento, e potrà accedere anche ai negozi per animali. Il Consiglio dei Ministri ha invece dato il via libera a nuovi ristori per le realtà danneggiate dall'epidemia, come ad esempio i parchi tematici o le discoteche, il mondo dello spettacolo, del turismo e del commercio tessile, oltre ai wedding planner e a quelli che lavorano con le cerimonie. Con l'obiettivo poi di calmierare gli aumenti dei costi dell'energia, il governo Draghi ha stanziato 1,7 miliardi che si aggiungono ai 3,8 già erogati per il caro bollette, decisione accolta con favore dal governatore Massimiliano Fedriga. Famiglie e imprese in allarme per l'aumento delle bollette di luce e gas. La stangata in regione si tramuta in 2,8 miliardi di euro, a rischio 5.000 lavoratori delle aziende energivore. Nel 2022 famiglie e imprese del Friuli Venezia Giulia subiranno un aumento del prezzo delle tariffe energetiche pari a 2,8 miliardi. 700 milioni saranno in capo alle famiglie e 2,1 miliardi alle imprese. È una stima elaborata dall'ufficio studi della CGA. Al netto di tutte le misure di mitigazione messe in campo dal governo Draghi, una famiglia media della regione pagherà nel 2022 complessivamente 1.200 euro in più. Tra maggio e dicembre 2021 gli aumenti di prezzo delle componenti energetiche sono stati spaventosi, più 302% per l'energia elettrica e più 346% per il gas. Se questi aumenti di prezzo dovessero perdurare per una buona parte di quest'anno, non è da escludere che 5.000 addetti friulani e giuliani delle aziende energivore rischino anche temporaneamente di rimanere a casa. È vero, è molto rischioso produrre ancora nuovo deficit per mitigare ad esempio i rincari delle bollette, ma è altrettanto vero che se non verranno trovate risorse importanti, molte imprese non reggeranno questi aumenti. I soldi pubblici risparmiati dovranno essere spesi per pagare la cassa integrazione o l'indennità di disoccupazione a coloro che perderanno il posto di lavoro. Non abbiamo scelta, dobbiamo aiutare seriamente le imprese. Purtroppo quanto fatto finora non basta.
Pordenone in lutto, si è spento Renato Battiston, storico e appassionato presidente degli Amici del Cuore Zanutini ODV, associazione attiva nella promozione della salute e nella difesa dell'offerta sanitaria nella destra tagliamento. Battiston aveva 81 anni, ex direttore e dirigente della Zanussi ed ex imprenditore nei primi anni 90. Dopo la scoperta della malattia avvenuta nel 1991 iniziò fin da subito la sua attività all'interno del neonato movimento a sostegno dei cardiopatici, associazione di cui divenne presidente nel 1993 e di cui era diventato responsabile dell'area triveneta. Per 30 anni ha poi dedicato anima e energie occupandosi di prevenzione alle malattie cardiovascolari, raccolte fondi, lotta al fumo, presenza di defibrillatori e convegni informativi per la riabilitazione cardiovascolare e i fattori di rischio. La compagnia Teatro Musica del Novecento ha proposto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine lo spettacolo Boccaccio. Sapere, scoprire le fila. Per gli appassionati dell'operetta, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è andato in scena Boccaccio di Franz von Suppé, ispirata all'autore del Decamerone, raccolta novelle accreditata fra le più importanti della letteratura del Trecento europeo, con allestimento della compagnia Teatro Musica Novecento per la regia di Alessandro Brachetti. Ricordato soprattutto per essere il capostipite dell'operetta austriaca, Franz von Suppé scrisse oltre 30 operette di brillante vena creativa leggera e fra le più celebri spicca proprio Boccaccio, scritta nel 1879 sul libretto di Camillo Valzel e Richard Genet, ancora oggi rappresentata ed apprezzata non solo per la musica frizzante ma anche per la trama che trae spunti dalle novelle dello scrittore e poeta di Certaldo, ambientate durante il ritiro di un'amena comunità isolana da un'epidemia. La compagnia Teatro Musica Novecento, fondata nel 1995 a Reggio Emilia da un gruppo di cantanti ed attori con ricca esperienza in campo teatrale ed operistico, ne ha tratto un'edizione italiana che conserva l'eleganza e la vivezza boccacesca originale. Lo sfondo è quello della Firenze trecentesca, popolata di personaggi pittoreschi e graziose dame che non disdegnano arditi corteggiamenti. Nel primo Rinascimento le novelle di Boccaccio sono accolte a Firenze con grande clamore, causando anche schieramenti contrapposti fra ammiratrici, soprattutto donne sposate, e detrattori, mariti gelosi, con congiura ordita da questi ultimi per cacciare lo scrittore di Certaldo dalla città e farlo rinchiudere. Ma Boccaccio ha altri piani, compreso quello di prendere in sposa Fiammetta, la figlia del duca. E siamo allo sport. Pordenone sogna il suo stadio e questa potrebbe essere la volta buona. La settimana prossima incontro tra il sindaco Ciriani e il presidente del Pordenone Calcio, Lovisa, per cominciare a ragionare seriamente. Questa potrebbe essere la volta buona. Da anni Pordenone culla il sogno di avere il proprio stadio, una struttura dove potersi giocare a calcio, ma all'interno della quale organizzare concerti, eventi e manifestazioni di vario tipo. La settimana prossima il sindaco Ciriani incontrerà il presidente del Pordenone Calcio, Lovisa, per cominciare a mettere seriamente sul piatto proposte e canali di finanziamento e quindi intercettare finanziamenti europei o del CONI che permettano di realizzare la struttura. I tempi però non saranno immediati, si parla di almeno 5 anni per consegnare a Pordenone il suo stadio. Pordenone ha bisogno di uno stadio indipendentemente dalla sorta del Pordenone, ne ha bisogno perché un capoluogo ha bisogno di uno spazio in cui svolgere manifestazioni, eventi, soprattutto alla luce anche della pandemia, uno stadio che possa tenere magari 6-8 mila posti, che possa essere versatile per i concerti, per le manifestazioni, per gli eventi e anche per le partite, per le manifestazioni di tipo sportivo. Noi ci stiamo lavorando, tant'è vero che con il Pordenone Calcio ci siamo anche sentiti. L'idea è quella di sfruttare le opportunità che fondi europei e anche fondi non europei legati magari al CONI offrono oggi agli enti locali per realizzare qualcosa di simile. Quindi non è una chimera, ma al contrario è un progetto su cui stiamo lavorando in maniera molto molto seria. Perché? Perché, ripeto, non può esserci un capoluogo senza una struttura del genere. Quale potrebbe essere l'area? Le aree più appetibili sono quelle vicine all'autostrada, è evidente. E vi ricordo che oggi per Udinese è giorno di partita, squadra in campo a Genova. Per seguirla con noi appuntamento dalle 14:30 con Poltronissima. Buon pomeriggio.